Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Partin dai su logu in ue sun faghendes intervista, sa domo de sa poesia cantada in Silanos, Tore e Bustianu chistionan de sa relazione tra canto a tenore e poesia a bolu. De commente sa omo de sa poesia pozzat essere unu centru de attobiu de poetas, de appassionados e studiosos, unu laboratoriu in ue chi est interessadu a cantare pozzat provare e benne razzuadu e incorazzadu a seguire in questa passione. Su discurso de questa intervista esposa parte per un manna dedicado a s'istoria e a sa condizione in dies de oe de sa poesia cantata e de commente questa arte possa alleare esempio de atteras artes sardas posa assicurare unu tempus benidore prus biu. Iscultate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Tore Ted. Salutamus a Tore Ted Silanesu e arreionamus de tenore certu, ma faeddamus de poesia e tenore postos parisi in su sensu chi sa poesia est poesia cantata e su tenore est s'istrumentu o sa musica chi accompagna sos poetas in su cantunzu. A distinguere tra poesia e musica in sa poesia orale è difficilissimo. Nos agattammus in custo chi potremmo narrare est una specie di museo de sa poesia in Silanus, museo de sa poesia cantata proprio su titolo de custa dommo est sa dommo de sa poesia cantata. Tu commente Silanesu, commente luides custa dommo de sa poesia cantata, commente la ides? Sa dommo de sa poesia cantata, l'ha nato bene due, est un zassu che oe nasce d'un vago commente una specie de logo in ove si costoini sas cosas bellas de s'arte nostra, de quest'arte unica in su mondo de sa poesia improvvisata e de su canto a tenore che la dà sempre l'accompagnata. Su dubbio che mi è sempre vedo in donze occasione che ha poido che sas cosas bias, sas cosas che ancora sono bias in Sardegna, che las ponimos in una specie de sacrario, in una specie de logo per ascostruire asumai, mi presentano un rischio che fa passare in secondo piano sul fatto che queste cose sono ancora ias e fanno parte della pratica nostra. Dunque, sa poesia cantata, è nato bene, sa poesia cantata è su tenore. Asumai pare che su tenore ha patente una sorte menso in questi ultimi anni, che de sicuro è più praticato, ha attento finza in medar zassos, in medar vidas, in ove su tenore vita asumai un'arte dimenticata e stornato in vita. E invece sa poesia, ischimos che sa poesia improvvisata, cantata, sta attraversando momentos criticos, che mancano sos attores, mancano sos interpretes. Abbarrammus a zigu in custa regione, poi colammus a sos interpreti, a questa crisi e a sa possibilità che tenimmus o non tenimmus de la torrare a biare. Abbarrammus a su concetto de museo, no? Che finza questo concetto è scambiante che su tempo, no? E tu sei entrato a zigo in questa regione, lo ti aggregare comprendere il mezzo se te pensa sopra questo. Cioè sul fatto che un museo è un luogo in cui questa cosa bene curata e presentata che rappresenta il suo passato e che sticchi di queste cose in intro di un tempo che non è espruso, o può essere finza un museo, un luogo di cultura che nammusu a mente de cose del suo passato ma che isca a vivere su presente. A me mi dia piace meda che sa domo della sa poesia cantata sia da un vago su primo passo. È una cosa che una regionata che vi è stata fatta proprio in vita ad essere cara a sos anni 80. Quando si fa da io sa prima edizione forse dei suoi premi Fontanaeliche, quando si fa da io si scola della poesia cantata, no? Io sono sempre stato un vago d'osto rispetto a questa idea di pensare di fare una scuola della poesia cantata. Mentre so me da invece di accordo e questo giasso può essere
sul luogo in cui si fa questo esperimento, a un laboratorio della poesia cantata. Il testo è un laboratorio della poesia cantata. È un luogo in cui sono amantiosos, tanto può cominciare, sono appassionato, sono amantiosos, sono chi è bindata, si fa in pure sottata. Cao è bindata a piseddos e gente vita più madura, che si fa ancora sottata. Non fai demi delle battorine, battorettas, che sono due lischi più facili alla cantare, però la gente che si fa che tranquillamente sottala. E tanto a me mi dispiace meda che in questo zasso vi essere un programma annuale, per esempio, de abboioso in cui sono appassionato, sono amantioso, s'agattano e questionano della difficoltà, podonzuno galeste su chi gli risulta più facile e invece su chi gli risulta difficile, che potete essere sul rapporto con il pubblico, che una cosa è stata fare un'ottava a cantuzzande quando sei in foraida o quando sei in macchina in viaggio, una cosa è a pensare su barco, commenta Iannato, Tio Barone Sassu, compreso in piatta, bicchiere resistenza e tante altre cose, e a cantare davanti a un pubblico, a rispondere al suo concetto che ha nato prima su Satiro Poeta e a poter la rimma, sa metrica, sa sperare una giusta, sa tutto quanto il resto. A me mi dispiace, ecco, che in nove sia ad un luogo aperto, appunto, non solo pro ennere e pro ammirare questa sienda, namor della poesia improvvisata e cantata del suo passato, ma provare a fare come te vedi prima la bottega dell'artista, noi sul Medioevo, Michelangelo e tutto quanto, veniamo a bottega e in bottega vi vieni sono dischentes, ecco, mi dispiace che questa sera da una bottega, capito, un fraile, però sono dischentes della poesia, che penso che siano a mera. Come fa con una provocazione, però, che io, tu sei stosto a sala tua, ma io pure non è che a sala mia si è morde. E ti la fa con una provocazione. Che scusa? Può fare che scusa questa cosa? Bicchiere soggetto, no, tocca dannare chi è la vaghe. Che non una verità, non potremmo pretendere che sono poetas che già va che ne metta a cantare. Sono facendo sa parte brulmanna, sa parte pruso in pettorro a beru gussa che fa che sa sostanza dessa poesia a cantare in sa spiatta scomente al nato due. Ma può vagare questa parte che in qualche maniera rappresenta a ponere in pe un contesto nuovo, che assimizza a sol del suo passato, ma che è il nuovo e che agatta il logo il noso può accoluzire chi è che rede provare a cantare, chi è cantare, chi è l'ischide e chi non l'ischide. Chi lo deve organizzare questo? Ecco, Bustia, mi serzo quindi a una camminera che cussavuru andiamo a Renato per Catera Orta, però naturalmente come lo stiamo gestionando un vago brusu con sa conca, un vago più libera che zonare dai condizionamenti. Siamo noi due, non capoetta, se nove, però io penso che sia bella sora deve fare un'altra rivoluzione. E questa rivoluzione la deve fare proprio su scrivere tue, sono poetas. Devono essere po' primo sissoso e che andava, cada 7-8 deghe poeta in Sardegna, che ora possono fare si vagane, sa gara, tranquilloso. Però, secondo me, possono dare di più, issoso, po' primoso, a sa gara, e possono dare di più perché sa gara dovrebbe diventare non una forma di arte quasi che anda in decadenza, ma una forma di arte che potete essere un bago su che è successo a su canta tenore e su che è successo a su canta chitarra. Devo dire che su canta chitarra tantos anni se è nato e morinde, però su canta chitarra ha deciso tornare a barziare sa conca. E so giovane, bessi donzi tanto cantatore noso, e ripeto, è fitta sa qualità a parer mio, a me piglia che me da pure su canta chitarra, fitta sa qualità secondo me non ne risentinde mera rispetto a su, è certo che tutto quanto pensiamo ai grandi maestri del passato, però ripeto, una gara chitarra tiene meda del suo valore che può attendere 20, 30, 40 che mandano a fare. Tanto secondo me Tio Gubello sul 1896 ha fatto una rivoluzione.
Ti firmo un minuto. Ti occupeggio, che mi l'ha poi analizzata con questa questione io, ti occupeggio ha fatto una rivoluzione, sta vero, ma non l'ha fatta a sola. Bravo. Che a sola o sos poetas a sola. Noi si schimmus, non l'ha contato Paolo Pillonca, su primo che non l'ha contato tutta questa storia, chi è andato a fondo a che li scarragliare, no? Che vidi con Saburu, cucuzzata, eccetera, è andato a cercare articoli, a intervistare gente, e gai, gente che ammentaia, gente che schiada, e nos ha fatto un conto bello meda, che hanno fatto sul libro di Gentano, Sì. Gentano, cantatore a Luca e Luna. E tanto da in cui ischimmus chi a organizzare questa bella gara de su Guminzu in Uttieri non sono stato solo sos poetas, ma baia in dai secus un gruppo, namoli come si tenanare intellettuali. Sì. A sos tempo si vede un avvocato, un notario, un impiegato de gunzetto, gente di una categoria che vi nascende in questo anno che si narra borghesia. Chi ne ha anche preso sul valore. Nammusu chi fini annos che su mondo vi cambiando meda, che abbiamo visto la seconda rivoluzione industriale, vi cambiando meda. E anche compreso che su valore lo conosciamo tutto, dai prima pure. Chi però bigheria, da come se nende 2 oi, attenzione, come se nende 2 oi. Chi bigheria di un lugar che cambiamento, pochi custas, garas, colaiana da essere una cosa che hai organizzata a Sabona senza bere un sistema che si poteva abbattire a livello di spettacolo, che vi nascende proprio l'idea di spettacolo, che è la oga da gara, una soralità primaria, normale, che vivia prima, e che la golada indunate il sistema in umbe, su poeta fagade, cude si scalino spocchi picare su barco, Sì. giusto? Questo però non l'ha fatto a sasora, l'hanno fatto in cuddoso. Io ti do un racconto ragionamento. Chi sono poetas, questo è su barre il mio. No, Chi sono poetas, può andare su contributo in soro, però bigherede, sempre a parer meu, bighere chi attera gente. Sono intellettuale de gommo, chi è questa cosa alle spessende, come potete essere toredede e atteroso, azzuene. Assolutamente, Deo penso proprio che zassos commenti gusto possono diventare logos in ube s'abboiana, sos poetas, Bustiano Biluso, Toretedde e cantos atteros cada in Sardegna, Deo penso solo a Silanos, a borta di Silanos capita che nos agattamos 6-7 persone e tutto amantiosos e tutto gente che è finta a cultore si narra, no? Ma tutto cantos che camminano e abbaidano in San Matteo in direzione. A me mi dia spiegare mera che noi non stiamo podere abboiare, sos poetas pobrimos, noi si siamo sos più interessati a chi sa poesia, sos poetas mezz'ora in su cantare in solo, un zuno mezz'ora si stile su, bescuddu chi difetta da iuga di una bella poesia e difetta di insaoghe, bescuddu chi iuga di una poesia bella e poche puru e però manca di gestualità, manca di esa capacità di si ponere in empatia si nara no con su pubblico, manca di esa capacità di reggere su barco, compreso, mentre sa summa desa mezzus poesia la mostenta quando va pistato un bello vago di poeta sa chi bene o male hanno acquisito tutto quanto questa capacità tutto vari compreso potrà su barco potrà su rapporto con sa gente tenere sostempor de sa gara e tutto quanto su resto poi va un'altra rivoluzione del Wagner che questa rivoluzione è legata al suo contesto. Non può fare, per un spettacolo Bustia dura da più di un'ora e mezza, manco un spettacolo più bello. È una partita di calcio in televisione, la finale della Coppa del Mondo, si anda bene in suo tempo supplementare del suo rigore dura 120 minuti, compreso. Su film più lungo, uno anda a più di un'ora e 3/4, sos tempo di attenzione della gente, è un calador meda. Che si chiede fare meda cose, magari in un usero si chiede di andare a si manicare la pizza,
si via su film e poi rientrare e si firmare una terrore sussidiaria con suo scomparso, compreso. Purtroppo, tocca de pensare, vista la struttura della gara, tu vedo là già hai fatto una rivoluzione manna, che era su barco, dando di sostempo, poi medal modifica sono arrivata finza in su tempo, si kerbogata a moda, si sono aggiunta più savarte namosi scherzosa, brullana, se sposto su secondo tema, non tema levi un amo su primo tema. La rivoluzione ha attento vari alfasi. Esatto. Come questa struttura è frimma dai troppo tempo, secondo me. Mentre sa gente potenziale su mercato dello muto, potenziale di questa forma di spettacolo che è starte, non dobbiamo tenere, secondo me, manco pauria a definire il spettacolo, sa poesia non dobbiamo tenere pauria a definire mercato, so chi sono, so si scurtadore, che ripeto, questo è. Dai su 1896 è questo. Il vestito che devi pagare, prima che anche a sagare e poi tutto canto. Innanti l'ischis come funziona che innanti si andavano a cantare e sa gente lì dai a qualche cosa e lì narei un peditore che vincono su peditore che popote scantare a tu trivaglio non devo ti al fare che due sì un istio in tre vista da una da satira zirende trafficante poi a sostempo che non vai a mezzo e più lasciare su trivaglio e fisi a sagana. Ecco, quando hanno fatto questa rivoluzione, vedo una rivoluzione culturale proprio borghese che entra sul mercato dell'arte. Sul mercato dell'arte diventa un'arte che si ende. Questo è il suo ragionamento che siamo facendo e sono d'accordo. E come pure che era ragionato in questo termine, se sono d'accordo. Oggi vado un altro livello pure, per me. E che forse andiamo a ragionare tra le volte al finza noi il due. Però è giusto che poi abbarra da questo che siamo unendo. Che è un ragionamento che potremmo brincare uno passighetto brusa da innantisi. E cioè, noi, quando la gara l'hanno fatta la prima volta, quella gara, ti faccio un esempio, Salimbasarda in crisi vive. A cui dobbiamo arrivare, infatti. Non vi vedi, che cale Salimba in crisi, no? Che Salimba italiano non esisteva, fin fa che ne danno a scuola. Su poeta può narrare, tipo Pirastri, già finalmente, sa chi? Pirastri poniate un montone di parole italiane, no? Come non metto di che vicus ottava che narra da testoni, non pode se sagara onore sterrere, si spada due, spiena di ruggine, non vale né a pungere né a ferrere. Torloni a siccu su lago e fuggine deosi carattieri a guerra. Torloni a dispeso po su lago, ma vosi carattieri e spendo pago. Poi va che rima che in fuggine e caposto, ruggine, testuggine. Però, cale vidi sul fatto che questo concetto lo potevi fare, che Salimbasarda vi gai forte, che che le a capitare qualche parola italiana e solo nuanto, isco finza se italiano. Potrei leggere in giro, come l'hai fatto finza Peppino Mereo, no? Salve come la fa signor Francesco, un esitero compreso. È vero, ha ragione. Oggi ti forte da oggi veniamo su altro obiettivo, non pezzi su concetto namusu de gara, de spettacolo, ma sul spettacolo de sa gara è legato a sa limba, è legato a sa poesia in limba sarda, è legato a sa poesia cantata, che è andata fuori da suo mondo moderno, no? Che la poesia oggi è sconcepita come poesia è scritta. Vamo su un altro livello, no, di ragionamento. Assolutamente, infatti, se noi a Savino sconto voi torna sempre, no? Sa questione della lingua, due ischi, quando noi affrontiamo sia l'argomento, sia da natura artistica, sia da natura politica, più su in sé, è tutto politica, naturalmente. E l'aspetto della lingua, per noi, è come tenere il grimaldello, si narra in italiano, o muovere voi atteroso sentidos più profondi che sono in sanimo nostro desosantos. È ancora l'occasione più unica che rara a poter pensare che la poesia cantata giughedarta ancora, muovere promesso di Salimba, muovere ancora le scusenze. In questo senso che pare che puite Salimba sarda in suoi ultimi anni è stata quasi tentava in conto
da una certa classe sociale, da sa borghesia, sos intellettuali esiste. Cavalia che in sardu si può questionare solo di un registro basso, compreso. Invece in sa gara poetica si affrontano argomenti tutti. La gara poetica è universale rispetto a suo argomento e a suo concetto. Si fa che donzi tipo di paragone, si fa che donzi tipo di immagine figurata, si fa che donzi tipo di arreione. E dunque è un mezzo formidabile secondo me, intanto elevare sul valore della lingua e soprattutto in un contesto si chiamiamo giocoso, di gioco, che la gara è sempre uno gioco. A sa base è uno gioco. È sempre uno gioco. Beschien che chi è verde, beschien de lea de chi è dorra, che in su tempo di una gara di due stemmas. Tu cantas due bella sottata su pubblico di varie su tai eccetera. Ma voi Deo, ne canto una solo, magari, e cosa si lamentano per il prossimo decano. E a chi è esattamente che in questo esempio mi lamento me, più Peppe Soggi non era io, Pisello sapete che hanno in una gara in trea, biesi di Kimbe ottadas de Ghiles, questa è una gara già risultata. A narrare che più Peppe e Deo sono d'accordo a cantare a poesia è difficile e per me si stima massima anda dove o è Deo non ti critico mancuno de soso poetas che tenen esazza che è solo potene esazza ti che vigano barco bustia crea mie chi vigherede veramente chi due sia ripeto Deo lo ammiro non intendo narrare donzicare non è più scommette a prima non so di accordo o ripeto chi è dene esazza a piegare a parco che era del solo che ammirato e noi lo potremo azzuare. Tutto su che dobbiamo fare noi, se siamo amantiosi di avvero, è all'azzuare, a si mezzorare e a, ripeto, fare in modo che vinza altri, che come non si attrivini, vedano che si può fare. Questa poesia è la siamo arreionende, te nessuno, è su poeta, a che giocare questo sono, assolutamente, e infatti, in questo contesto, in questo laboratorio, rientra per forza su tenore, che senza tenore sa poesia cantata è già un 30%, perde già un 30%. Medasa che la serramos questa tesina, quando medar volta, la mia mi è capitato, io sono andato negli anni 80 diverse volte a accompagnare i poetas, non va in tutta la Sardegna, ma ho visto voltas in dove sono poetas, soprattutto Mariello e Francisco che lo conosciamo, mi fa che mi spari su viaggio e quindi ripeto, voi vi silanese, ma questa due volte che cantavano su sonetto e pariano cantando a tenore, no? Pariano pesando che su tenore, non pariano tanto cantando su sonetto, su poeta e su barco, ma pariano cantando su sonetto magari un po' su tenore, capito? E quindi è normale, e ripeto, sono poeta te venisse azzuato finza in custo. Compreso, uno dei problemi che ti affido a volta è che a volte si poeta steleana un dono diverso, uno da esatero e finza in custo a gara verde, finza a tonare con su denore, a assistire probabilmente la idea questo si può mezzorare meta più facilmente. Questo laboratorio si può servire a tutto, che su tempo de oie sa pesatura del suo poeta è scambiata meta, no? E impara pure su denore, che a meta volta come te tenore noi teniamo difficoltà, veramente teniamo difficoltà del video e buru a andare a pulsone con suo poeta, a azzuare il suo poeta, che su denore serve di vincere all'azzuare, a dare il tempo giusto, sa spausa, sa compreso. E dunque questa forma di tribaglio serve a suo canto a tenore, serve a sa poesia, serve di ponere più in contatto, finza chi canta da tenore, è uno dei suoi primi appassionati di poesia. Dunque è un mondo in cui la canano bindava. Bravo, azzuandosi vari, si può mezzorare sia da suo canto a tenore e sia da sa qualità della poesia. Su canto a tenore non nulla tutto in tre, che questa regionata tiene di un senso, proprio per questo che noi stiamo facendo in questo progetto Modas, un arreio sopra su tenore. Bruscatteri. Sì. Su obiettivo è su canto a tenore che è riconosciuto da UNESCO come bene immateriale tra il capolavoro dell'umanità. E in questo senso travagliamo su che su una punna nostra precisa è su tenore. Ma
come te fa che stue, questa poesia improvvisata, questa poesia cantata, a che pone la banda poesia e tenore? Non banda bene. Non è possibile che noi non abbiamo la verità. Una delle funzioni più importanti che su tenore attento da sempre, che noi siamo sconnotti da quando schimmus che esiste il tenore, da quando non siamo spesati noi e da su che nos hanno contato sul mannos, schimmus bene che una delle funzioni più importanti è proprio questa di accompagnare la poesia, non solo questa improvvisata, accompagnare la poesia in tutti i sensi. Poesia che diventa, se è scritta ora da diventare orale, altre poesie cantate in parco di un poeta, ammentate a memoria da esa gente e tornate a cantare circolarità e diventa di strumento di diffusione del valore poetico e finza dell'estetica della poesia. Che su cantatore se prende sottava, de quest'ottava che attento alla vita di un minuto, la fa che durare poi quanto si campa su mondo, no? Cussa e su tenore in questo senso non lo possiamo staccare da sua poesia. Poesia e tenore hanno paresi, tu è fraigas poesia e fraigas tenore, in su senso di musica. Fraigas tenore e saoghe del suo tenore e su poeta, no? Vado un'osmosi continua. Continua, che anda a paresi, noi sì che perdimmus una delle funzioni più importanti del suo cantico a tenore, che è proprio questa de dare oghe e sonu a sa poesia e de azzuare sa oghe del suo poeta come tal nato due, dell'azzuare, della porrire sa armonia bella che va che su tenore e tutto questo sì che le cazza scusso se fa che non lo danno ma a tutta la cultura nostra, no? Che è una cultura musicale fatta che salboghese in questo caso nostro senza altri strumenti, ma che ti fa che come te l'ha fatto da esempio prima ma poche in tu 20 anni in so spratta di Sardegna, se lo paragonamos a sos concerto di altra musica, non disco che ha tipo di altra musica appartentu, gai replicas e cantadas, non banda bene alle paragonare. No, è vero. No, banda bene alle paragonare, cioè è come che scommo. Sempre antico e sempre nuovo, come tagliava nato di Bainzo Truddaio. Sempre antico e sempre nuovo. Casi due vi pensa, scommo pure in crisi, no? Beh, casi molto che bada una crisi. Ma si anda a voi a confrontare che un'altra forma di arte, di quale maniera che sia sarda su frustrare. Viene crisi, può tenere. No. Io penso che sarebbe stato in crisi Domenico Modugno o Claudio Villa, si oe a seguire a cantare sa matessi musica, sa matessi melodia che si canti cantando, no? La cosiddetta musica leggera del Surf Festival di Sanremo del 1970, io penso che io deve essere stato in crisi. Sa poesia a regione che mi hanno prima si canta da con sa matessi limba da cantare Norfaghe del 1896 da quando sono morti in questo barco in su 1896 vi vedi sa matessi limba vi vedi sa matessi sistema metrico vi vedi sa matessi temposo vi vedi tutto uguale e quale modello artistico non ti abbia entrato in crisi dopo che tu 20 anni e cambiano tutto sul modello, cambiano le moda letterarie, cambiano le correnti artistiche, pittoriche sono morte, non bisogno bruso sul bruso di queste cose non si agattano invece questa cosa si agattano ancora e funziona da buru magari non che a prima però funziona a me e sos poeta scuro non hanno la verità che li vaghimus come te si narra in italiano le pulci, no? Cioè e stiamo bogende che donzi così che da oie teniamo sul registratore donzi gara l'analizziamo il 20 mila ortas ma se i due commenti quando sono pesato su poeta che non vai al registratore non vai a nulla gai che alcuni scriva a Santa Ranza qualche cosa de Salgaras e quello libredo diffondiano Salgaras e gai ma che se verrai al mezzo di pubblicare e quando se noi confrontiamo tutti, io non vi credo che ahimè che questo poeta il nostro de Gommo non era in potti di cantare finza che sos poeta al mano. Io penso che si fino ad assolutamente, ma infatti su Sanremo meu secondo me che la potevo serrare buru con questo itesinara este a paitare davanti provando a mezzorare per rendere intanto questa forma di arte può la rendere più
spendibile in su contesto de oe. Quindi la mornà, la questione sos tempos, adeguare vinza sul logos. Probabilmente la poesia improvvisata, cantata, è difficile da fare in su mattessi barco, dove poesi in classero o biganta su complesso, contan pure sugli spazi. Deo ma bello questo sparco che facciamo scomodo, che sono canto un campo sportivo, mai. E su la poesia bibia, scudo tre uomini, con cui altro strese, chi pare solo. Ti danno già l'impressione che sono solo, che non beppa nessuno, compreso. E sono... Ha fatto un'immagine che è perfetta. Senza questa cosa, sai, questo cantevarco, questa gente, ti dà l'impressione della solitudine, che non sia disfruttando manco nessuno, o che sia cantando con nessuno, compreso. Calnato, una cosa che è importante a me da che scusta, parla il mio, che la botto suzzare uno cantichetto e la narrerà a maniera mea, chi sa gara seste deppi da adattare a sollogo di questa festa moderna, a malagana in qualche maniera, ma non ha mai potuto separare né su luogo un bella vaghere, né sa maniera, né palco e né pratta. A Salvine che l'hanno tramutata a il logo segai e ha subito. E certo. Chi rende di s'adattare, di carraffiare su mantessi qualche cosa, che semplificazione e tutto il resto delle cose che sono arrivate. Ha resistito, è stata un'arte di resistenza. Però giustamente si immagina che idete dai fora uno, idete come al nato due, l'umano una tristura che non finì mai, che vada vinta sa postura di suo poeta, tutto il sistema nostro, e scudo antico, è una serietà, del suo silenzio. Tu mi vuoi dare che manta persona, ma se sono in silenzio, sono senza da sa. Sono scrutando a te in una piazzetta bella, severata, compreso senza burdello, senza macchina schicola, senza gente che passeggia, senza sospizzino che giocano sotto a vagin di burdello. È un'altra cosa, compreso? È un'altra cosa, soprattutto scuso poeta. E poi perché scurta pure, che è scurta da tenere bisogno su... Però noi stiamo a giocare soprattutto su poeta. Commenta in tanti contesti dove su calciatore lo vuole necessariamente su situazioni che può esprimere, su cantante, ripeto, lo cantante, secondo me viene a Sardegna nostra, la cantante che lei ha 30.000 euro, so. E ti fa questa lista prima, cherzo su barco di gusti di Cenarda, cherzo una roulotte, intro della roulotte, si commenta te un manico prima del suo concerto, vi cherzo solo frutta, vi cherzo gusto, cioè... No, ma poi io la poido come se noi si potremmo leare, vince l'esempio del teatro, no? Che non, a volte si accoppiare noi che è sbagliato, no? Se so cosa al fatto abbiamo scusto del jazz, no? Sì. Che in qualche maniera a zigu sa sinizza, sì, in qualche maniera va a parte dell'improvvisazione, è un'arte in un besos poeta sono un musicista, però sono gente severata che ha fatto uno chi te petene scosa de sesi, però va di scuola meda, va da tutto una fase e poi i te vaghe non si chimbolano in certa sprattas, no? Sì. Ma a Savine circana quasi so scozzolos, no? In un bedotto gusto tenza su valore chi giustamente merita, no? Noi assumatessi livello potremmo ragionare, ma commentiamo il fatto in questa regionata nostra sopra a questa poesia nostra che merita da sumatessi attenzione. Naro per esempio non potete essere sa serie B dessa vesta. Assolutamente. Cominciamo da questo concetto. Deve mantenere su attento una vita, la serie A totale, degando addirittura vita talmente a livello alto che tenia salmantessi critica che tiene su calciatore di oggi. Le ha troppo in aria. Sì. Esatto. Le ha troppo in aria. Cioè, poi se lei sta che quando su poeta arrivai da Saida vi vidi su popolo all'aspettare, vi già applaudito tutto dai commenti in tre tutto lo querían toccare, salutare e abbracciare e si fa che sconoscere come amigos. Questa cosa bellissima noi la potremmo fare in una maniera più minore e sul luogo giusto, che in questo mi pare Torre che l'hanno su e abbiamo lanciato vinza qualche cosa in più, non è che non si poteva stare riservata, però si impegno e scuso e si impegno questa regione di Luvaghere con suo poeta secondo me. Sì, sono d'accordo, però si impegno este di non lo lasciare solo. Assolutamente. Si impegno che da saliato due pur assolutamente. Salutiamo. Grazie a
a su tutto quanto. progetto Modas. Ecco, grazie al suo progetto Modas e speramos de tornare a regionare e soprattutto di tornare cantando quanto il più possibile. Grazie Attore di questa regionata bella. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.